Italia Viva lascia il governo. Renzi ha annunciato il ritiro delle ministre Bellanova e Bonetti, una scelta di coraggio, dice al premier Conte. Non resta che cercare di convincere i responsabili. Prima vaccinazione anti-Covid oggi all'ospedale di Gorizia. La dose è stata inoculata a un'infermiera. Soddisfatto il sindaco Ziberna. Lunedì 18 il via ai richiami di chi ha aderito al Vax Day. Ergastolo confermato dalla Cassazione per Giosuè Ruotolo, condannato per il duplice omicidio di Trifone Ragone e Teresa Costanza, uccisi a Pordenone nel 2015, dichiarato inammissibile ricorso della difesa. Un piano più orientato all'assistenzialismo che alla crescita, sbilanciato verso il sud, destinato a indebitare le nuove generazioni. Così l'assessore Zilli sul recovery plan fallimentare e fallace. Niente più ritiro, l'Udinese fa retromarcia sulla decisione presa a caldo dopo la sconfitta di domenica contro il Napoli. Oggi ripresi gli allenamenti, Gotti spera di recuperare Deulofeu. Buonasera, bentrovati all'edizione serale del telegiornale di Telefriuli. Renzi, leader di Italia Viva, ha ritirato i propri ministri dall'esecutivo. Si apre quindi la crisi di governo e ora il premier Conte dovrà andare alla conta dei parlamentari in Senato per cercare di salvare il suo esecutivo. Nel corso della conferenza stampa ha formalizzato le dimissioni di Teresa Bellanova ed Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan Scalfarotto. Il leader di Italia Viva ha chiarito come la crisi di governo sia aperta da mesi e non sia stata aperta da Italia Viva. È molto più difficile, ha detto, lasciare una poltrona che aggrapparsi allo status quo. Noi viviamo una grande crisi politica, stiamo discutendo dei pericoli legati alla pandemia e davanti a questa crisi il senso di responsabilità è quello di risolvere i problemi, non nasconderli, sottolineando come non ci sia una pregiudiziale sul nome di Conte né sulle formule. Noi non giochiamo con le istituzioni, ha detto ancora, la democrazia non è un reality show dove si fanno le veline. Ha così concluso annunciando la dimissione appunto delle ministre. È una scelta di coraggio, ha ribadito Renzi. Allora sentiamolo in questo estratto della conferenza stampa. È una conferenza stampa che come Italia Viva abbiamo convocato per fare il punto sulla situazione politica del Paese e per annunciare le dimissioni di Teresa Bellanova, di Elena Bonetti e di Ivan Scalfarotto come da lettera che abbiamo inviato al Presidente del Consiglio. Credo che siano momenti molto difficili. Chi sa la fatica che si fa a dimettersi in politica sa che ci vuole grande coraggio e grande libertà per farlo, libertà interiore, coraggio, senso di responsabilità. È molto più difficile lasciare un posto, una poltrona, che non aggrapparsi nella tenace ricerca dello status quo. E tuttavia bisogna parlare il linguaggio della franchezza, della verità. Appuntamento alle 19:45 con screenshot per i commenti dei nostri parlamentari alla conferenza di Renzi. Intanto parliamo di vaccini con la prima vaccinazione anti-Covid all'ospedale di Gorizia, dose inoculata oggi a un'infermiera della direzione medica di Presidio. Soddisfatto il sindaco Ziberna per quello appunto che è avvenuto oggi. Al via oggi nell'ospedale di Gorizia le vaccinazioni anti-Covid. La prima dose è stata inoculata a un'infermiera della direzione medica di Presidio. Questa è la dimostrazione che stiamo agendo bene e che dobbiamo guardare con fiducia a quella che è l'unica arma vera di contrasto al virus in questo momento, il vaccino, ha detto il vice governatore con delega alla salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi. Insieme al sindaco Rodolfo Ziberna ha assistito alle prime vaccinazioni effettuate nel nosocomio del capoluogo isontino per la prima fase della campagna destinata al personale sanitario. L'unica strada per poter uscire bene in fretta dall'epidemia è solo la vaccinazione. Un appello grande che io faccio a tutti voi, anche coloro che avessero qualche timore, e non c'è ragione per aver timore, credetemi, ma anche chi avesse qualche timore non pensi solo a se stesso, ma pensi ai propri cari, ai propri amici, ambito professionale, amicale. Non abbiamo altra strada.
ci sarà la possibilità attraverso le farmacie, attraverso i CUP di vaccinarsi. Anche a Gorizia noi cercheremo di informare i cittadini nella miglior misura possibile e adesso cominciamo tutti insieme a vaccinarci più in fretta possibile. Relativamente alla tempistica dei richiami successivi alla prima dose, le seconde somministrazioni saranno effettuate a partire dal prossimo lunedì 18 gennaio e coinvolgeranno il personale sanitario che aveva iniziato il percorso di vaccinazione nel corso del Vax Day a Palmanova. Vaccini oggi anche ai 24 ospiti della casa di riposo di Faedis, che è sempre rimasta Covid-free. Giornata importante per la comunità di Faedis, quella di oggi. Sono stati vaccinati infatti tutti i nonni e le nonne della casa di riposo. La nostra casa di riposo è il nostro piccolo gioiello, ospita 24 anziani che sono accuditi, dico in maniera incommiabile, dalle operatrici dell'Universis, tant'è vero che finora siamo stati preservati da questa infezione, tant'è vero che l'attenzione posta sia dal medico curante e dalle operatrici ha fatto in modo che loro ogni settimana potessero fare i tamponi. Quindi finora è andata bene, stamattina poi sono venuti dall'azienda sanitaria a fare le vaccinazioni, per cui noi cerchiamo di proteggerli nel miglior modo possibile. Hanno una collocazione secondo me bella, l'importante è preservarli da questa brutta infezione che purtroppo ha colpito la nostra comunità. Sono 22 le persone che hanno perso la vita oggi con Covid in Friuli Venezia Giulia. A queste si aggiungono altre 9 morti pregresse che sono relative al dicembre scorso. Rilevati oggi 467 nuovi contagi su 7.281 tamponi molecolari. Si aggiungono 79 casi già risultati positivi al tampone antigenico e confermati con una percentuale di positività del 7,5%. Sono inoltre 6.020 i test rapidi realizzati con 391 nuovi casi. I ricoveri in terapia intensiva sono 69, quelli in altri reparti scendono a 665. Le persone in isolamento calano a 12.064 unità. Sono pochissimi intanto gli accessi ai 2 alberghi sanitari del Friuli occidentale e l'azienda sanitaria ribadisce l'opportunità di utilizzarli. Si sono cercati per molto tempo, ma dopo essere stati individuati e attivati sono pressoché vuoti. Questa è la realtà attuale dei 2 alberghi sanitari del Friuli occidentale. Uno per persone negative, che si devono isolare da contatti positivi, il Best Western di Pordenone, individuato dalla Protezione Civile, e uno per contagiati asintomatici o con pochi sintomi, del quale l'azienda sanitaria preferisce non rivelare l'identità. In entrambi i casi però le stanze, pagate dal servizio pubblico, 20 da una parte e 15 dall'altra, contano pochissimi accessi. In questo momento non c'è un grandissimo afflusso, sia per quanto riguarda l'albergo sanitario per i negativi, sia per quanto riguarda l'albergo sanitario per i positivi. Però siamo confidenti che, ulteriormente diffondendo questa opportunità, possa essere utilizzato. Il Dipartimento di Prevenzione e il Dipartimento di Assistenza Territoriale hanno a disposizione nella loro faretra, nella loro cassetta degli attrezzi, non solo l'assistenza domiciliare, non solo evidentemente le cure intermedie, quindi le RSA di Maniago e di Sacile, evidentemente poi l'ospedale per i casi più gravi, ma quando c'è bisogno di un'accoglienza in soggetti che sono evidentemente asintomatici ma che non possono in qualche modo soggiornare nel proprio domicilio, c'è questa ulteriore opportunità che l'azienda sanitaria del Friuli occidentale mette a disposizione. Nonostante l'aumento esponenziale dei contagi sul territorio e in particolare dei focolai familiari, insomma quasi nessuno sfrutta il soggiorno in albergo, preferendo restare a casa. In funzione di richieste formali che ci sono arrivate evidentemente dai nostri capi dipartimento, abbiamo dato alla cittadinanza questa opportunità, non sempre, voglio dire, siccome la scelta è una scelta volontaria evidentemente, non sempre un cittadino a volte ritiene di poter utilizzare queste strutture. Stop al fumo fuori dagli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia. Questa la proposta lanciata al Presidente Fedriga dalla consigliera regionale di Cittadini, Simona Liguori, per contenere e contrastare al meglio i contagi da coronavirus. Crediamo sia necessario adottare ogni misura in tal senso, anche in considerazione della ripresa dei contagi, ha spiegato Liguori, che per questo chiede appunto a Fedriga di valutare l'introduzione attraverso una ordinanza del divieto di fumo nei pressi delle scuole.
La FLC-CGIL lancia l'appello: vaccinare al più presto gli insegnanti e soprattutto riaprire le scuole superiori di secondo grado. Il personale della scuola, sottolinea il segretario regionale Adriano Zonta, deve essere considerato a rischio come quello della sanità. E Zonta punta il dito anche contro la mancata riapertura. Il Friuli Venezia Giulia non è nelle condizioni di farlo per motivi sanitari e di trasporto, ha detto. Non si riesce a capire come mai da noi non si sia pensato di mettere in atto iniziative analoghe a quelle adottate in Toscana, dove sui pullman per gli studenti sono presenti controllori e alle fermate rappresentanti della protezione civile. Un ritorno a scuola per il quale era previsto anche il piano di potenziamento del sistema dei trasporti presentato il 4 gennaio e di fatto accantonato con l'approvazione dell'ordinanza Fedriga. I sindacati chiedono a tal proposito di aprire un tavolo che fissi, con il concorso di sindaci, aziende sanitarie, aziende di trasporto pubblico, di rappresentanza della scuola, nuove misure per una riapertura degli istituti superiori in sicurezza. Confermato dalla Cassazione l'ergastolo per Giosuè Ruotolo, condannato per il duplice omicidio di Trifone Ragone e Teresa Costanza. Carcere a vita per Giosuè Ruotolo. La Cassazione ha confermato la sentenza di primo e secondo grado per l'ex militare di Somma Vesuviana. Anche per la Corte Suprema è lui l'assassino del suo commilitone Trifone Ragone e della sua fidanzata Teresa Costanza, uccisi il 17 marzo del 2015 all'esterno del Palasport di Pordenone con 6 colpi di pistola. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dagli avvocati Roberto Rigonister e Giuseppe Esposito, affiancati dal cassazionista Franco Coppi. Secondo l'impianto accusatorio, confermato in tutto l'iter giudiziario, Ruotolo ha ucciso Ragone dopo aver maturato un odio verso di lui in seguito ad alcune divergenze e dopo aver molestato Costanza con un profilo anonimo su Facebook. Scoperto, alla minaccia di denuncia, ha agito eliminando l'amico e la sua fidanzata, testimone scomoda della vicenda. Una sentenza che getta nello sconforto Ruotolo, che si era sempre proclamato innocente, e la sua famiglia. L'uomo resta così in carcere a Belluno, dove sta scontando la pena. Alla lettura della sentenza erano presenti gli avvocati di parte civile e i familiari di Trifone e Teresa, i quali hanno accolto le parole della Corte con commozione, consci che adesso tutto è finito ed è tempo di lasciare andare per sempre i loro ragazzi, ai quali erano rimasti aggrappati durante il processo, come ha sottolineato l'avvocato di parte civile Serena Gasperini. Per il legale la sentenza era attesa perché il ricorso della difesa entrava nel merito e dunque non poteva essere ammesso. La vicenda, anche per l'efferatezza dell'omicidio, toccò molto la comunità di Pordenone. Le indagini erano state condotte dalla locale procura, a cui capo c'era Marco Martani, e dai PM Pier Umberto Ballerini e Matteo Campagnaro, che avevano coordinato l'attività dei carabinieri del nucleo investigativo provinciale di Pordenone. Oggi è così stata scritta la parola fine. 11 mesi di reclusione con pena sospesa è l'entità della pena patteggiata da un militare americano 26enne di stanza ad Aviano nel procedimento a suo carico per l'omicidio stradale nel tragico incidente mortale in cui perse la vita Silvia Portuesi, 52enne residente a Vaillant, lo scorso 13 luglio sulla provinciale 19. Oggi l'udienza preliminare al Tribunale di Pordenone. L'investitore ha scritto un messaggio di scuse alla famiglia che invita tutti a fare attenzione al volante. Sgominata una banda dedita ai furti di pezzi di automobile. Sono 4, 3 moldavi e un ucraino, le persone interessate da un'operazione che la polizia della questura di Pordenone, assieme alle squadre mobili di Milano e Monza Brianza, ha condotto tra Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Dalle prime ore di questa mattina le forze dell'ordine hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e 2 perquisizioni ad altrettanti indagati in stato di libertà in merito a furti commessi a danni di autoconcessionarie. L'attività investigativa ha avuto inizio la notte del 16 settembre 2020, quando alcuni ladri, dopo aver danneggiato la recinzione interna, si sono introdotti in Viale Venezia all'interno del piazzale della Adria Rent, società di autonoleggio, asportando cruscotti e componenti di automobili del valore di 15.000 euro. Quella stessa notte i ladri hanno tentato di rubare 2 moto da cross custodite all'interno di un'abitazione poco distante. Un residente si è accorto del furto e ha chiamato la questura. La squadra mobile ha quindi eseguito un sopralluogo rinvenendo una bottiglietta d'acqua in plastica per le impronte digitali. Le indagini sono proseguite analizzando i sistemi di videosorveglianza che hanno consentito di identificare 2 cittadini moldavi di 30 e 32 anni, uno dei quali è residente in provincia di Milano. Le indagini hanno
hanno poi permesso di individuare altri 2 giovani, un moldavo 22enne e un ucraino 35enne, residenti a Monza Brianza e a Milano, in contatto con i primi 2 sospettati. In base agli elementi raccolti, il PM pordenonese ha ottenuto dal GIP un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto aggravato e continuato nei confronti del 32enne moldavo, arrestato alle 4 di questa mattina in provincia di Milano e portato a San Vittore, e del connazionale 30enne, verosimilmente già allontanatosi dall'Italia. Dalle perquisizioni sono emersi ulteriori elementi sul sodalizio criminale, specializzato nei furti, la cui refurtiva probabilmente veniva portata nell'est Europa. È la prima volta che abbiamo subito un intervento di questo tipo da parte dei malviventi. Avendo oltre 1000 vetture stoccate nel piazzale, diciamo che potremmo essere soggetti a interventi di questo tipo. In precedenza abbiamo preso delle contromisure, installando un impianto d'allarme di ultima generazione che si è rivelato utile ai fini dell'indagine per arrestare e denunciare i malviventi. A nome di Adrianet ci teniamo a ringraziare tutte le forze dell'ordine per l'ottimo lavoro svolto, in particolar modo il questore di Pordenone Marco Dorisio. Una donna di 55 anni che viveva da sola a Corno di Rosazzo è stata trovata morta questa mattina nella sua abitazione. Hanno dato l'allarme ai parenti che non riuscivano a contattarla. Per lei un malore fatale che non le ha permesso di chiedere aiuto. Inutili purtroppo sono stati soccorsi da parte della Croce Verde Goriziana. È grave un uomo che questo pomeriggio è caduto da 5 metri di altezza mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione su un capannone a San Nicolò di Manzano. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato a Udine in elicottero, sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri. Un incidente stradale stamattina lungo la provinciale 2 di Percoto a Trivignano Udinese. Le cause sono da accertare da parte della polizia locale. Il conducente di una vettura, un uomo di 60 anni del posto, ha perso il controllo dell'auto che è finita in un fossato e ha terminato la sua corsa contro il manufatto in cemento di un ponticello. Con un impatto molto violento l'uomo è stato portato in elicottero all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sarebbero serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono stati segnalati dai vicini 17 studenti universitari poi sanzionati dai carabinieri. Stavano festeggiando il Babbo Natale segreto scambiandosi regali in un appartamento. Qualcosa non ha funzionato a dovere e la tradizione tipicamente triestina, ma non solo, del Babbo Natale segreto ha riservato una spiacevole sorpresa per 17 studenti universitari. I giovani infatti, con un passaparola tramite la messaggistica WhatsApp, si sono dati appuntamento e si sono ritrovati in un attico di una palazzina nel quartiere di Gretta a Trieste per lasciare e prendere i regali a sorpresa nei giorni scorsi. Le rumorose chiacchiere, le fragorose risate hanno disturbato il vicinato. Erano ormai passate le 21. Qualcuno ha chiamato il 912 e sul posto sono intervenute 2 pattuglie dei carabinieri di Barcola e del radiomobile di Aurisina. I militari dell'Arma hanno identificato tutti i presenti. Si trattava appunto di 17 studenti universitari che non hanno saputo giustificare la loro presenza insieme. Sono stati tutti sanzionati per aver violato la normativa anti-Covid-19. Dal lockdown non ha mai chiesto un euro né allo Stato né al Comune. Il delivery avviato dall'osteria da Artico di Udine funziona, c'è solo un problema: il locale infatti è sprovvisto di uno stallo che agevoli le consegne a domicilio. Noi normalmente parcheggiamo qua. Chiede di poter ottenere, pagando, un permesso speciale per parcheggiare un'auto vicino alla sua attività. Uno stallo provvisorio di carico e scarico che gli consente di agevolare il servizio a domicilio, oramai diventato essenziale per chi ancora vuole provare a fare ristorazione. A lanciare la richiesta dell'amministrazione, per ora rispedita però al mittente, è Federico Cimenti, titolare di uno storico locale posizionato nel centro di Udine, all'angolo fra via Poscolle e via Marangoni. Con 4 dipendenti, sono tutti a lavoro. Dal 1° di aprile non ho chiesto un euro di cassa integrazione, dal 1° di aprile tutti a lavorare, nessun giorno di ferie, tutti pagati, le tasse pagate. E me la sono cavata da solo, ce la siamo cavati da solo grazie all'aiuto di tutti. Chiediamo semplicemente, laddove c'è una permanenza massima di 5 minuti, poter chiudere un occhio o, come ho chiesto io in prima persona ai vigili, di poter regolarizzare una situazione che mi vede in difetto. Oltretutto alle 9, dalle 7 di sera a 8 di sera comunque c'è poco traffico, per cui anche se occupo in maniera non corretta uno spazio pubblico è ai fini di dare
4 stipendi a 4 famiglie e di riuscire a non chiedere niente allo Stato, a voi cittadini, ai vigili, a tutti quelli che pagano le tasse. Le multe fioccate nelle ultime settimane inoltre stanno mettendo a rischio la patente del titolare. Se giornalmente mi prendono di mira e vengono qui a fare le multe, è ovvio che avrò anche quel problema e non riuscirò più a fare il servizio di asporto. Un piano più orientato all'assistenzialismo che alla crescita, fallimentare e fallace, così l'assessore alle finanze della Regione Barbara Zilli definisce il recovery plan varato dal Consiglio dei Ministri. È un piano questo secondo lei che parla di crescita? No, affatto, parla di appunto assistenzialismo, è un piano che vede l'Italia seduta, è un piano che non accetta le sfide che servono a questo Paese ed è un piano che non guarda con attenzione ai giovani ed è quindi un piano in questo momento a mio giudizio fallimentare, mancante e fallace ed è un piano che ci porterà soltanto e porterà soprattutto ai nostri giovani che dovevano essere protagonisti di questo Next Generation EU, così si chiama, di debiti. Un documento purtroppo molto generico, un documento senza alcun riferimento al promesso ruolo strategico dei territori e quindi delle regioni e delle autonomie locali. Manca una condivisione delle finalità, manca l'indicazione di quello che è il ruolo per le regioni nella applicazione di queste progettualità quando saranno messe in opera. Le regioni inoltre non hanno idea di quello che sarà il loro perimetro finanziario, cioè le risorse che effettivamente saranno destinate. Ciò che abbiamo letto oggi è che ovviamente una quota importante di queste risorse, pari a oltre il 50%, sarà destinata alle regioni del sud. Per poter modernizzare il nostro Paese dobbiamo fare politiche fiscali che siano uniformi, che avvantaggino la crescita, gli investimenti e credo che questo non possa essere appannaggio soltanto di certi territori più depressi. Il nome Trieste associato al porto, Udine per quanto riguarda la FUC, il collegamento con Cividale. È proprio molto poco per ora. Sulle progettualità portuali è evidente che Trieste non poteva mancare sullo scacchiere nazionale. Per quanto riguarda invece il ruolo strategico del Friuli, manca una qualsiasi condivisione di progettualità che noi avevamo offerto al governo e questo significa che ci dimentichiamo che oltre al porto di Trieste c'è tutto un territorio che è a confine con importanti partner europei dove ci sono vie di collegamento che devono essere rinforzate e migliorate e questo per noi ovviamente non è un buon segnale. Confidiamo che nel momento in cui ci sarà la condivisione in seno alle commissioni tecniche degli affari europei si potranno vedere i progetti e si potranno anche discutere insieme soluzioni che siano a vantaggio di tutto il territorio regionale. La manovra ci dice che dal punto di vista della visione dei provvedimenti adottati siamo ancora in una fase di emergenza e non di ripartenza, infatti salvo alcune misure positive gli interventi di più lungo periodo su crescita e competitività appaiono ancora deboli e le principali scelte sono rinviate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo ha detto oggi Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine, commentando la legge di bilancio 2021 durante un incontro promosso dagli industriali friulani con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Udine e con l'Associazione Nazionale Tributaristi. Secondo Mareschi Danieli la legge di bilancio per il 2021 ha tentato di coniugare interventi volti a tamponare gli impatti economici e sociali dell'emergenza con misure dirette al rilancio degli investimenti per sostenere la ripresa post-pandemica e sulle misure di carattere emergenziale ha sottolineato che anche grazie all'intervento di Confindustria alcune modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare hanno migliorato questo impianto per un più efficace sostegno alle attività produttive in questa fase di crisi, pur senza aver risolto alcuni nodi problematici che pure erano stati segnalati. E sulle misure fiscali di rilancio ha evidenziato che nella manovra non hanno trovato spazio alcuni interventi migliorativi proposti da Confindustria Udine, come l'introduzione di un meccanismo di cessione alle banche dei crediti d'imposta e di una penalty protection per il bonus ricerca. In particolare sulle verifiche in tema di bonus ricerca ha concluso la preoccupazione delle imprese è grande.
Tra il 2018 e il 2020 c'è stato un significativo incremento del numero di migranti in arrivo dalla rotta balcanica, a fronte di 1.567 persone rintracciate alla frontiera di Gorizia e Trieste. Nel 2018 il numero è salito a 3.568 nel 2019 e a 4.120 nel 2020. Lo ha riferito il ministro dell'Interno Lamorgese nel corso del question time alla Camera, rispondendo ad un'interrogazione del deputato di LeU Erasmo Palazzotto, che chiedeva la sospensione dell'accordo sulle riammissioni in Slovenia, sottolineando come poi migliaia di migranti vengano deportati in Bosnia. E cala la pressione nelle strutture di accoglienza per migranti in provincia di Udine. Vediamo il servizio. Sono 839 i richiedenti protezione internazionale accolti nelle strutture della provincia di Udine al 12 gennaio 2021. La maggior parte di loro, in prevalenza cittadini pakistani e a seguire in percentuale cittadini bengalesi, si trovano ospitati nei CAS, tra cui figura anche la ex caserma Cavarzerani di Udine, che al momento dà accoglienza a 282 persone. I CAS accolgono in totale 771 persone, per lo più uomini. Non sono più utilizzate invece la struttura della Curia Arcivescovile di Udine di Tricesimo, ovvero la foresteria del castello di fronte al santuario, e la ex caserma Meloni di Tarvisio, che per un periodo è stata anche dichiarata zona rossa per la positività di alcuni ospiti. Sono 68 infine i richiedenti protezione internazionale accolti in altre strutture. A Lungis 31 uomini, a Pradibosco 51 persone e 4 cittadini infine nell'hotspot della ex caserma Cavarzerani. In quest'ultima struttura di via Cividale proprio ieri si è presentato autonomamente un migrante nepalese, accolto e avviato al triage e alla quarantena. Annullato il ritiro per l'Udinese, la società lo ha deciso e comunicato oggi, tornando quindi e facendo un passo indietro sulla decisione che era stata comunicata a botta calda dopo la sconfitta contro il Napoli di domenica. La squadra quindi non si ritroverà da stasera in albergo, ma proseguirà con il programma tradizionale a preparare la gara di Genova contro la Sampdoria, e si è ritrovata anche oggi in allenamento con Deulofeu, che si è allenato in gruppo, è ancora molto condizionato dal fastidio che gli sta procurando l'edema osseo al piede, ma la sua situazione è in miglioramento ed è l'unico giocatore che Gotti può sperare di recuperare in vista della trasferta di sabato. Ci fermiamo qui, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buon proseguimento di serata su Telefriuli.